64enne trovato morto in un lago di sangue nella sua casa a Jesolo, inchiesta anche per omicidio sopralluogo dei carabinieri nel negozio e giovedì l'autopsia sul corpo. Roberto era una persona per bene e riservata, così lo ricordano i colleghi di Piazza Marina, fiori davanti alla tabaccheria. Grazie per i 50 anni di servizio. Fermati su un'auto senza assicurazione con targa contraffatta a Marcona hanno dichiarato di non riconoscere lo Stato italiano e si sono barricati dentro. La vicenda si è conclusa con un arresto e 3 denunce. In commercio avrebbero fruttato circa 100.000 euro le 5,4 tonnellate di vongole seminate regolarmente, scoperte dalla Guardia di Finanza di Chioggia e Porto Levante. Maxi sequestro di souvenir ed oggettistica per un banchetto di Piazzale Roma che al controllo della Polizia Locale di Venezia non è risultato in regola con la superficie espositiva. Adunata nazionale degli Alpini, Antena 3 pronta a raccontarvi tutti gli eventi della grande festa delle penne nere di Vicenza, da venerdì a domenica, speciali collegamenti, dirette non stop, stasera a Ring il coro dell'Ottetto, Ana Treviso. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. Partiamo in apertura subito con il sondaggio che Ring vi propone questa sera. Lavoro, cancellare il Jobs Act di Renzi, questo è il quesito che si pone il sondaggio e a cui vi chiediamo di rispondere utilizzando come sempre i contatti che vedete in sovraimpressione, una chiamata per il sì, un'altra invece con un numero differente per il no. La chiamata è sempre gratuita. E poi in apertura andiamo subito a Jesolo con il giallo sulla morte del tabaccaio Roberto Basso. Si indaga per omicidio volontario, giovedì l'autopsia. Abbiamo visto che sono entrati di notte e stanno facendo un po' la ricerca delle telecamere della zona per vedere appunto se riescono a ricostruire, penso, le ultime ore prima della morte. Sono indagini a 360 gradi, come si evince anche dalle testimonianze, quelle dei carabinieri per far luce sul giallo intorno alla morte di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne trovato lunedì mattina dal fratello Andrea in una pozza di sangue al piano terra della sua abitazione in via Antiche Mura a Jesolo. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio, ma il caso è ancora avvolto nel mistero. Basso, infatti, sarebbe stato trovato con segni sul collo compatibili a quelli dello strangolamento e, secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, potrebbe essere morto per alcuni colpi alla testa, inferti da un corpo contundente che si sta cercando tra le 22 e le 24 di domenica notte. Solo l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Cristina Mazzarolo, potrà però stabilire con certezza cosa sia accaduto. Ancora molti i dubbi al momento. Il lasso di tempo di circa un'ora da quando il fratello l'ha trovato a quando ha dato l'allarme. L'ipotesi di una rapina andata a male, come teme anche chi lavora accanto al 64enne, ma non si esclude nemmeno quella del delitto passionale. Tenendo conto che in questo periodo la stagione non è ancora partita del tutto, quindi non ci sono ancora molte persone che arrivano, le prime ipotesi che diciamo tra di noi, tra clienti, tra colleghi, è che probabilmente se si tratta appunto di un omicidio a scopo di rapina, forse era una persona che lo conosceva, comunque che sapeva le sue abitudini, tenendo conto che abitava su una zona isolata lui. Quindi probabile sì che essendo un omicidio avvenuto di sera, magari il ladro dice ci avrà l'incasso del fine settimana, quindi pensava magari di poter rubargli l'incasso del weekend. Dopo un sopralluogo in casa dove alcune stanze sono state trovate sottosopra, gli investigatori, che si sono avvalsi anche dell'utilizzo di un drone scandagliando i campi circostanti per trovare ogni traccia possibile, si sono spostati nella tabaccheria di Piazza Marina, ora posta sotto sequestro, dove alcuni testimoni dicono di aver visto una luce accesa alle primissime ore dell'alba. Da chiarire anche come mai il portone d'ingresso dell'abitazione di via Antiche Mura fosse bloccato a chiave dall'interno, gli infissi serrati tranne forse una finestrella secondaria semi-rotta. Dettagli al vaglio degli investigatori, mentre tra chi conosceva Roberto e tra i suoi familiari resta lo shock, la perdita di una persona che tutti, come la cugina vicina di casa, definiscono buona e riservata. Persona tranquilla. Lui aveva la sua attività in spiaggia, quindi andava via al mattino, a casa a mezzogiorno si arrangiava per le sue cose, tornava a lavorare al pomeriggio e tornava a casa, sempre così, questa era la sua vita. Amici e commercianti ancora increduli, li abbiamo ascoltati, sentite. Il mio sguardo si è rivolto verso la tabaccheria e ho visto che c'era un mazzo di fiori a lui dedicato, però senza nessuna
nessuna firma, ecco. Però mi ha fatto molto piacere anche al momento di vedere un piccolo segnale che qualcuno insomma ci abbia pensato. Grazie Roberto per i 50 anni di servizio che hai dato per Piazza Marina, hanno scritto su un bigliettino che accompagna un mazzo di rose lasciato di fronte al suo negozio. Resta lo sgomento e la vicinanza dei colleghi della zona, non ci resta che lasciar lavorare gli inquirenti, ci dicono, mentre i carabinieri stanno chiudendo la saracinesca del suo tabacchi. Roberto, che persona era? Una persona squisita, tranquilla, ecco, proprio come persona. Affabile con i clienti? Affabilissimo. Lei l'ultima volta che ha visto Roberto quando è stato? E l'ultima volta è stata domenica verso il tardo pomeriggio. E come l'aveva trovato? Ma tranquillissimo. È una persona molto affabile e tranquilla, che non andava mai fuori delle righe, ma molto corretta e sorridente, aveva una parola per tutti. Cosa ne pensa di quanto è successo? Siamo veramente sconvolti e preoccupati per quello. Speriamo che venga fatta chiarezza e si trovi un eventuale colpevole della situazione. Secondo lei è stato ucciso da degli sconosciuti o da una persona che conosceva le sue abitudini, che magari voleva impossessarsi dell'incasso del fine settimana? Speriamo che siano degli sconosciuti, saremo veramente addolorati se si scopre che era una persona che lo conoscevano. Ha sconvolto tutti perché è capitata inaspettata in una piazza dove di solito non succede quasi niente, è molto tranquilla, quindi ha lasciato un po' sbigottiti tutti noi operatori che siamo qui della zona. Roberto, che persona era? Roberto, una persona per bene, una persona molto precisa sul lavoro, sempre puntuale, molto riservata, una buona persona. Chi può averlo ucciso? Sicuramente qualche malvivente, può essere che qualcuno lo tenesse d'occhio, comunque sa che può avere un'attività, oppure può essere solo una tragica fatalità. Gli amici, chi lo conosceva, chiedono venga fatta giustizia. Vogliamo assolutamente giustizia e si faccia chiarezza se ci sono eventuali colpevoli, perché non possiamo vivere nell'incertezza e nel dubbio su questa tragica notizia che ha colpito la nostra piazza. Sconvolta la comunità di Jesolo per quanto accaduto e più di qualcuno pensa ad una rapina finita male. Secondo lei è una rapina finita male? Ma secondo me sì. Sì, secondo me sì, perché sapevano che magari avevano il tabacchino e magari alla sera viene a casa con soldi in contanti e quindi senz'altro. Ci siamo fatti questa opinione perché non erano mai successe queste cose a Jesolo, così gravi, insomma, fino adesso. E quindi c'è delinquenza anche qui molto brutta. No, non ho un'idea, cosa possa essere. Per furti le sue abitazioni sono venuti anche a casa nostra per quello, 2 volte tra l'altro. Di giorno che noi non eravamo a casa, però sono venuti. Di certo non ha fatto male a nessuno, perché secondo me non era una persona che faceva male, cioè lavorava, faceva il suo e basta. Era un vicino di casa. Che persona era? Lo conoscevo poco, non è che avevamo grandi conoscenze qua e basta, ci vedevamo pochissimo, anche lui è sempre a lavoro anch'io. Una comunità sconvolta, quella di Jesolo, per la morte di Roberto Basso, anche tra chi non lo conosceva direttamente, e incredulo anche il primo cittadino. I contorni che sono emersi danno una vicenda triste, quindi non c'è nulla da aggiungere se non lasciar lavorare gli inquirenti e poi capiremo sulla base di quelle che sono le informazioni che emergono le valutazioni da fare. Ecco. Roberto Basso lei lo conosceva bene? Sì, di vista, sì, una persona tranquilla per bene, quindi ovviamente dispiace, sgomento proprio perché una persona per bene che sì, non si capisce cosa sia successo. Ancora con la cronaca, fermati su un'auto senza assicurazione con targa contraffatta a Marcona, hanno dichiarato di non riconoscere lo Stato italiano, si sono barricati dentro l'auto, la vicenda si è conclusa con un arresto e 3 denunce. È stato un avvenimento del tutto straordinario, quasi inconcepibile da capire e devo essere sincero, appena ne sono venuto a conoscenza sono rimasto basito. Loro dichiaravano di non essere appartenenti allo Stato italiano e a nessun Stato del mondo e quindi a loro volta non riconoscevano le leggi dello Stato italiano e di nessun Stato. Alla fine, per aprire l'auto e far uscire il terzetto di Vicentini che si era barricato dentro, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.
fuoco. Agli agenti della polizia locale si erano dichiarati apolidi, cioè senza nazionalità, affermando di non riconoscere lo Stato italiano e rifiutando di esibire i documenti. Poco prima erano stati fermati nella zona commerciale di Marcon a bordo di un'auto con una targa contraffatta e senza assicurazione. Nel frattempo un amico del gruppo, arrivato dopo, si sarebbe lanciato contro gli agenti. C'è stata un'aggressione che i nostri agenti non hanno riportato danno, tra l'altro sono sopraggiunte anche numerose camionette tra polizia locale e carabinieri e quindi il tutto dopo si è risolto non prima di 2 ore. Sono scattate delle denunce ovviamente sia a seguito dell'aggressione sia per il semplice fatto che viaggiavano con una targa non riconosciuta, quindi falsa, e in assenza di assicurazione e revisione, più tutte quelle che saranno le dinamiche che ovviamente la magistratura andrà a verificare nei prossimi giorni a seguito del comportamento di questi soggetti. Il bilancio è di un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunce varie per gli altri 3, ma il gruppetto non si è dato per vinto. Abbiamo ricevuto una denuncia da parte loro, riportata ovviamente a tutti gli organi competenti, quindi questore, prefetto e anche alla mia attenzione, per chiarire le motivazioni che hanno portato loro a viaggiare in queste condizioni. Ovviamente ci viene da dire che riconoscono la legge solo quando a loro è favorevole e quindi questo status veramente non ci permette di dare credibilità o un senso a tutta questa vicenda. Ancora cronaca, se fossero state messe in commercio avrebbero potuto fruttare circa 100.000 euro, 5 tonnellate e mezzo di vongole seminate irregolarmente scoperte dalla Guardia di Finanza. Quasi 5 tonnellate e mezzo di semina di vongola Tapes Philippinarum è stata sequestrata dalle sezioni operative navali della Guardia di Finanza di Chioggia e Porto Levante. Sarebbe stata illecitamente immessa in commercio per un valore stimabile attorno ai 100.000 euro. Per la semina irregolare sono state inoltre elevate sanzioni per illeciti amministrativi per 14.000 euro. Le piccole vongole possono essere allevate solo entro specifiche aree lagunari, le nursery, individuate dalla normativa regionale, concesse e gestite da imprese di pesca secondo precisi criteri operativi e di sostenibilità. Il prodotto sequestrato è stato reimmesso in aree idonee al proseguimento del loro ciclo vitale. Un altro maxi sequestro, questa volta siamo in Piazzale Roma, souvenir e oggettistica varia, sequestro da parte della polizia locale. 1.200 articoli sequestrati e una multa da 2.000 euro. È costato carissimo il controllo della polizia locale al titolare di un banchetto di Piazzale Roma che esponeva la merce in vendita sfruttando una superficie ampiamente superiore all'autorizzato. Sotto sequestro preventivo sono finiti 1.200 articoli tra magneti, occhiali, maschere, borse, cappelli, portachiavi, vari capi d'abbigliamento e souvenir d'ogni genere. L'ultima tornata di controlli della polizia locale di Venezia nei confronti dei numerosi banchi di vendita sparsi nelle principali aree mercatali della città si era concentrata in particolare proprio sul verificare le dimensioni dei cosiddetti posteggi e della relativa attrezzatura esposta. Siamo alla Dunata Nazionale degli Alpini, mancano 3 giorni, una dunata che come sempre Antenna 3 non mancherà di raccontarvi momento per momento. Tutto pronto e tutti già pronti per la 3 giorni alpina di Vicenza. Antenna 3 come ogni anno sta organizzando con le ultime tecnologie di trasmissione la copertura totale degli eventi in programma. A partire dai collegamenti in diretta nei telegiornali che stanno già raccontando l'attesa della città e l'arrivo delle penne nere da tutta Italia. Ma è da venerdì che seguiremo tutte le cerimonie ufficiali a partire dall'alzabandiera in Piazza dei Signori, in contemporanea con i sacrari del Pasubio e del Monte Cimone, di Asiago e del Grappa, oltre che dalla colonna mozza dell'Ortigara. Eventi che comporranno dalle 21 uno speciale alpini con le immagini più belle di tutti gli eventi della giornata. Sabato invece inizieremo dalle 11, alternando alle notizie del giorno le impressioni alpine di Vicenza con i nostri inviati, che dalle 13 daranno il via ad una non-stop di collegamenti continui, alternando gli eventi in centro storico come il lancio dei paracadutisti in Parco Querini ai commenti delle penne nere che raggiungeremo negli accampamenti allestiti sia a Vicenza che nei comuni limitrofi. Poi dalle 20:30 inizierà la serata dedicata alla musica e al canto, con le esibizioni di 4 fanfare allo Stadio Menti, alternate ad oltre una cinquantina di cori che si esibiranno nelle chiese cittadine.
Non mancherà l'atmosfera della serata con collegamenti dal cuore della città. Infine domenica la nostra diretta della sfilata inizierà dalle 7 con i commenti e le emozioni sia della città appena sveglia che dal punto di ritrovo degli alpini per l'inquadramento e l'inizio dello sfilamento. E dalle 8.45 con l'arrivo dell'Abaro nazionale tutta la sfilata senza interruzioni, anche con i vostri messaggi, che si concluderà con immagini dedicate del passaggio della stecca con Biella e la Maina Bandiera verso il nuovo appuntamento di giugno con la Triveneta Alpina di Bibione. Ed è tutto per questa edizione del Telegiornale di Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso sud, ancora qualche disturbo sul nostro territorio, ma tempo in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 8 maggio. Sul Veneto la pressione inizia ad aumentare, al pomeriggio sarà possibile qualche residuo temporale sui monti e sulle pianure limitrofe, in diradamento entro sera, più soleggiato altrove. Temperature in ripresa, minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese tra 20 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in giornata saranno ancora probabili delle piogge sparse alternate a schiarite, fenomeni meno probabili sulle zone costiere. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime sui 19-22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci sparsi che tenderanno poi a diradarsi, lasciando spazio a tratti più soleggiati. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia.